Professionista, dentista, primatista mondiale di apnea, atleta di vertice, madre, ma quanto sotto acqua bisogna andare per trovare la propria identità? Parecchio, tanto, 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 e devo dirti che io reputo un privilegio quello di aver incontrato nella mia vita questa grande passione, perché in realtà è stato veramente lo strumento che mi ha permesso poi di riuscire ad analizzare tante tematiche, tante domande che comunque mi ponevo, e quindi riuscire a trovare un po' le risposte che cercavo e che ancora cerco. Come ho detto anche nel talk, queste risposte si spostano sempre qualche metro più in giù. E anche, diciamo, è stato molto bello riuscire in questo talk a raccontare le fasi di un tuffo in apnea e trovare tutte le attinenze che hanno con le vite comuni, nel senso che l'apnea per me veramente è stato uno strumento, ma in realtà si percorrono e si analizzano delle tematiche, dei problemi che sono comuni, e quindi se tanti si sono riconosciuti in quello che ho raccontato, allora io veramente ho fatto centro, ecco, perché l'importante non era raccontare quanto sono brava ad andare sott'acqua o convincere le persone ad andare sott'acqua, ecco, non era questo l'intento, ma assolutamente potergli offrire uno specchio in cui riconoscersi o eventualmente farsi delle domande nuove. Allora, il pensiero si costruisce ovviamente ben prima, nel senso che è allenamento anche costruire il dialogo interno di un atleta e quindi il pensiero dominante nelle fasi più complesse. Io mi rifaccio molto alla consapevolezza, quindi la mia autodeterminazione, io ho scelto di essere quella persona, ho scelto di fare quella cosa e quindi in quel momento sto facendo esattamente quello che desidero. Per quanto sia difficile, per quanto sia impegnativo, mi sono preparata per farlo, e quindi la consapevolezza è un elemento molto forte. E l'altro è l'attenzione mirata, quindi sono totalmente attenta esattamente a quello che succede momento per momento per poterlo gestire nella migliore delle maniere. Ecco, la distrazione non è prevista la divagazione del pensiero e non è previsto nemmeno mettere in dubbio se stessi in quel momento. Quindi un po' questi sono, come dire, i confini all'interno di quali mi muovo nel mio dialogo. Poi ho detto fiducia, voglio farcela, voglio dare il meglio di me, che sono un po' le parole che mi ripeto prima di entrare in acqua e che poi mi accompagnano in tutto questo percorso. Per me è una vocazione, nel senso che ho amato la profondità sin da quando ero bambina. Andavo al mare ed ero interessata proprio a vedere cosa ci fosse sotto. E poi non c'era la possibilità, come dire, di dare il giusto seguito a questa passione, sino a quando sono nate le scuole di apnea. Lì ho iniziato a fare un corso di brevetto, oggettivamente avevo, non so, possiamo chiamarlo del talento, o comunque questa passione è riuscita a farmi diventare anche poi capace di esprimermi nei fatti, e da lì ho iniziato l'agonismo. Probabilmente poi agonista, sono sempre stata agonista perché ho sempre fatto sport comunque a livello agonistico, anche se altre discipline, e quindi anche quel tipo di sentire faceva parte di me. Sono diventata poi un'atleta molto definita in termini proprio di identità, di personalità, di consapevolezza, di convinzione.